Buon pomeriggio a tutti da Veronica Pitano, cantante folk sarda. Ecco, in attesa che arrivi Maurizio, io mi metto la cinta. Sta per arrivare Maurizio, vado ad aprirgli la porta. Arrivo subito. Come vedete dal titolo, oggi canterò Deus ti salve Maria e basta, perché ci stiamo preparando per il concerto del 2 dicembre. Ciao Pier Riccardo di Girolamo, buon pomeriggio anche a tua moglie Marinella S. Arrivo subito, vado ad aprire la porta a Maurizio. Riccardo di Girolamo collegato, non so se ci sia ancora. Maurizio è arrivato, chiudi bene la porta, aspetta che te la voglio la sedia. Sarà uno spettacolo vario, nel senso che ci saranno dei brani, non c'è la sedia per me, oggi non mi va di stare in piedi, anche se è solo una canzone. Dicevo, sarà uno spettacolo vario. Ci saranno canzoni tradizionali sarde, poi ma anche quelle scritte sempre in sardo e anche in italiano da Maurizio Gastaldi. Poi ci saranno le canzoni tradizionali sarde tradotte in russo, Gigi, tradotte in russo. Poi ci saranno delle canzoni tradizionali russe. Poi ci saranno delle canzoni che piacciono a me, russe, molto conosciute, cioè tipo in italiano, tipo fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, no? Che la conosciamo tutti. Ecco, da loro ci sono delle canzoni così conosciute in Russia e a me piacciono e quindi le ho imparate e mi piace cantarle. Dobbiamo ancora decidere dove fare il concerto perché abbiamo diverse opzioni, mi sono accorta. Sceglieremo la più consona, quella che riterremo più opportuna al momento. Adesso manca molto. Bene,
Allora, Deus ti salvet Maria, l'abbiamo fatta anche ieri, ma voi non c'eravate perché l'abbiamo provata da soli, perché infatti ci stiamo preparando appunto per questo concerto. La rifacciamo qui per voi. E poi chiudiamo e vi salutiamo. A proposito, ieri ti ricordi che era bassa? Qui c'è scritto capo trasfalsei. Scusate, proviamo la tonalità. Deus ti salve Maria, chi este grazia piena, de grazia cesa in pena e sanguinante. De grazia cesa in pena e sanguinante. Su Deus onnipotente, cum tecus esse salvo, procita preservandum, immaculata, procita preservandum, immaculata. Benedictus ut fiore, qui è fructus ventris sinum, Gesù fiore divinum, Signore nostrum. Gesù fiore divinum, Signore nostrum. Prega dell'ua figlio vostro, qui doctus os errores, a noi sus pecadores, nos perdone. A noi sus pecadores, nos perdone. Prega dell'ua figlio, quiso os errores, a noi sus pecadores, in paradiso. Ai in paradiso. Bene, anche senza testo ce l'abbiamo fatta, perché ho mezzo testo, poi l'altro chissà dove è andato a finire, lo devo copiare. Quindi comunque grazie perché mi avete aiutato a cantarla, sono sicura che voi da casa l'avete cantata insieme a me, e se io ho sbagliato le parole, perché non siamo dei robot, non siamo dei robot, quindi se ho sbagliato le parole, prima di tutto scusatemi, ma avete cantato insieme a me, mi fa molto piacere. Ecco, poi volevo dire una cosa, prima di chiudere questa bellissima live, volevo dire una cosa. Io da poco ho letto un altro artista, adesso non dico chi è, ma ce ne sono vari che lo scrivono.
che se lo scrivono da soli. E la voce della Sardegna, sia uomo che donna, la voce della Sardegna. Allora, tenete conto di una cosa, mi avvicino così. Tutti noi dobbiamo morire, ok? Tutti noi dobbiamo morire prima o poi. Non è che campiamo in eterno, quindi tenete bene conto di una cosa, voi che cantate, lo dico a voi che cantate, è una cosa positiva che anche gli altri cantino la musica sarda e facciano determinate cose, perché quando non ci sarete più voi, allora non andrà più avanti la musica sarda, oppure qualche come si chiamano, ad esempio c'era quella cantante che è morta da poco, da pochissimo, Paoletta, come si chiamava di cognome? Paoletta, insomma, una cantante bravissima di qua. Dentoni, Paoletta Dentoni, che purtroppo è deceduta giovanissima, all'età di forse neanche 60 anni, e solo lei riusciva a cantare le canzoni in sardo, inventate al momento, pensate, inventate al momento, cantate lì in strofe con una cantadora praticamente era. Ecco, purtroppo era forse l'unica in Sardegna che faceva questo. E io dico, se uno pensa di essere l'unico, poi muore e poi non c'è un continuo poi. Invece è meglio che i giovani cantino, ma anche a qualsiasi età, che si continui questa tradizione, giusto Maurizio? Sono d'accordo. Quindi non è che io sia l'unico, certo ognuno è unico a sé, le mie impronte digitali le ho solo io, per fortuna anche Maurizio ha le sue da sempre e sono uniche, noi siamo unici, però è bello che i giovani soprattutto continuino questa tradizione sarda, della musica tradizionale sarda, propagata anche nel mondo. Ecco anche perché ho tradotto le canzoni tradizionali sarde in russo, perché i russi sono russi, insomma chi parla il russo, voglio dire, chi parla il russo è molto curioso anche di sapere cosa significano le canzoni, il sardo non lo conoscono, che possono studiare l'italiano, ma il sardo un po' non lo afferrano molto, quindi è bene che loro conoscano queste canzoni. E qualcuno si è anche lamentato, ah no, la nostra tradizione, allora vogliono chiudere tutti i cancelli, chiudersi in se stessi, ma non si fa così. Ecco, volevo dire solo questo. Per questo video è tutto e vi diamo appuntamento al prossimo, ancora da definirsi. Maurizio, sapresti dirci quando? No, non sappiamo ancora. Domenica. Allora, comunque è sicuro che faremo una live ogni domenica, questo appuntamento ve lo assicuriamo. Grazie per l'attenzione, ciao a tutti!